Buongiorno e ben trovati a questo appuntamento con Voi la Linea, che apriamo con alcuni consigli dei Vigili del Fuoco in questo periodo, perché cresce il numero degli incidenti domestici dovuto a disattenzione o troppa leggerezza nell'accendere stufe o caminetti. Il comandante dei pompieri di Pordenone mette in guardia dai possibili rischi e annuncia l'arrivo di nuove forze. Vediamo. Incendi in abitazioni, malfunzionamento di canne fumare, forse poca cura e attenzione da parte dei cittadini, che più gli si dice non utilizzate sostanze infiammabili o combustibili e appiccano il fuoco nelle stufe o nei caminetti proprio con alcol o forse anche altre sostanze. È un problema di cultura. Dove ci sono ancora impianti a combustibile solido c'è una conduzione personale dell'impianto proprio a livello di accensione, e la fase dell'accensione è sempre una fase che è caratterizzata da una certa criticità, e di questo fatto viene interessato, investito il cittadino. Ci sono probabilmente alcune nozioni che devono diventare patrimonio comune più rapidamente che possiamo, però io considero il fatto che è un'immagine, come dire, natalizia. Mi è capitato di vederla personalmente, vedere vigili del fuoco americani che distribuiscono dei volantini nell'ambito dei quali richiamano l'attenzione sul fatto di non utilizzare alberi di plastica, di stare attenti agli impianti elettrici. È un atto, diciamo, informativo, divulgativo, che però ha il crisma della ripetitività, e quindi probabilmente va inculcato diciamo, con cortese insistenza, sicuramente da noi che in questo senso qui abbiamo una credibilità, ma più in generale da chiunque parla di sicurezza si può cercare in qualche modo di spiegare e rispiegare ancora, soprattutto quando, come dire, ci troviamo di fronte a persone che magari lo possono aver fatto così per tutta una vita, e dopo magari una volta di più che lo fanno, magari si fanno male, ecco. Che modifiche intende apportare da qui ai prossimi mesi o prossimi anni per far crescere ancora di più questa che è un'eccellenza comunque, anche se piccola, a livello regionale? Con continuità rispetto a quanto impostato dal mio predecessore, l'ingegner Giovanni Greco, dovrò porre il mio sforzo per vedere iniziati i lavori della caserma centrale di Pordenone, del nuovo distaccamento di San Vito al Tagliamento, e per i lavori nella sede volontaria di Sacile. Questo è l'elemento di continuità. E le modifiche organizzative, non appena mi sarò completamente reso conto dell'articolazione di questo comando, inizierò ad apportare le modifiche. Quello che è certo è che dovremo investire comunque sin da subito sulla formazione di vigili volontari per andare ad aumentare l'organico e quindi sviluppare le possibilità operative, eventualmente aggiungendo al servizio di giorno, se raggiungeremo numeri sufficienti di personale volontario e patentato, anche servizio notturno di supporto. Comandante, lei è uno specialista di alluvioni, ma qui in Friuli Venezia Giulia, oltre alle alluvioni, c'è anche il problema degli incendi boschivi. Ecco, probabilmente nascerà anche un distaccamento che si dedicherà quasi in toto allo spegnimento di questi roghi che, basta vedere, quest'estate hanno flagellato molto la nostra regione. Il progetto è di livello ministeriale, si sta parlando dei distaccamenti rurali, e noi come regione siamo con un ordine di priorità non immediata per la realizzazione, però è previsto che in regione vi sia un distaccamento rurale. Sono state identificate le due zone dei parchi regionali come zone di maggior vantaggio dalla realizzazione di queste strutture, e trattandosi di una zona in provincia di Pordenone e una in provincia di Udine, la direzione regionale in questo senso coordinerà, svilupperà, valuterà
o, se del caso, porterà a realizzazione entrambe le strutture. Siamo comunque in fase di approccio al tema, quindi va fatta la valutazione in effetti su che strutture ci siano disponibili, mezzi, siamo in fase di valutazione, ecco. Cambiamo argomento, il presepe di Sabbia di Lignano Sabbia d'Oro, giunto alla sua 19ª edizione, quest'anno è dedicato alla prima diffusione del cristianesimo ad Aquileia, ha già ottenuto il record di presenze, in particolare nei giorni di Santo Stefano e Capodanno, sarà visitabile fino al 5 febbraio. Vediamo. Lara Gonzo, direttore artistica del Presepe di Sabbia, curatrice in questa nuova edizione. C'è già tantissima gente questa mattina, tantissimi visitatori, ma ricordiamo il tema del Presepe di questa nuova edizione. Sì, il Presepe di Sabbia di Lignano, giunto alla sua 19ª edizione, quest'anno ha voluto rendere omaggio ai mosaici paleocristiani della Basilica di Aquileia, a cui si è liberamente ispirato per fare una sorta di omaggio al nostro territorio. Ha voluto seguire le origini del cristianesimo nella zona dell'Aquileiese e seguire anche la sua prima diffusione. E quindi sì, come dicevo, un omaggio a una pagina straordinaria del nostro territorio che noi abbiamo voluto raccontare in un contesto inedito, con un linguaggio anch'esso in qualche maniera inedito che utilizza le immagini, i simboli, le relazioni e le metafore probabilmente anche abbiamo voluto tentare di usare delle modalità, ecco, anche del tutto nuove e si spera anche coinvolgenti, quindi i visitatori sono invitati a svolgere un percorso che si addensa intorno a 4 aree tematiche fondamentali e che ha il proprio centro nella Natività, appunto, che occupa il centro esatto dello spazio espositivo e la si può vedere a 360 gradi girandoli attorno e presenta un lato positivo e un lato negativo nell'altro fronte. I 4 nuclei tematici sono la leggenda, le ipotesi, la storia e la teologia, quindi nella prima parte del percorso vengono toccati alcuni punti fondamentali del racconto mitico che ha fatto di San Marco, primo vescovo di Alessandria d'Egitto, anche l'evangelizzatore di Aquileia e del suo territorio. Il secondo nucleo tematico invece riguarda le ipotesi ed è un omaggio per immagini. Si usa qui un procedimento allegorico, un omaggio alle teorie, agli studi di 2 grandi ricercatori friulani, Don Gilberto Pressacco e Renato Iacumin, che sono citati attraverso la danza delle terapeutidi, un riferimento alle tesi di Pressacco e attraverso la figura dell'ognostico, un riferimento a Iacumin. L'altra parte invece riguarda la storia, quindi un accenno agli eventi storici fondamentali del primo cristianesimo nel nostro territorio, quindi Costantino, l'imperatore Costantino, l'editto di Milano, la libertà religiosa e la ricaduta che immediatamente questa cosa ha avuto su Aquileia, quindi la possibilità da parte di Teodoro e della Chiesa, dell'Ecclesia raccolta intorno a lui, di costruire immediatamente dopo il 313 la Basilica Teodoriana, appunto, che è con i suoi mosaici che ci sono arrivati la prima chiesa in cui fu possibile professare la fede cristiana per i cristiani, appunto per i fedeli della nuova religione. Una citazione delle 2 principali teorie, insomma, depositate nella fede della prima chiesa aquileiese, quindi l'impostazione marciano-petrina e quella invece paolina, un riferimento invece, un omaggio a Monsignor Guglielmo Biasutti alla questione di Santa Sabata, questa santa inesistente che viene invece stata venerata dai contadini, una santificazione del culto sabbatico qui. Un riferimento appunto alle origini giudeo-cristiane della prima impostazione teologica della Chiesa aquileiese, e poi l'ultima parte invece che riguarda la teologia attraverso la trattazione di 4 nuclei fondamentali: il Descendit ad Inferna, il Signum Ione, l'arcobaleno che sta per la apocatastasi origeniana, quindi la salvezza, la teoria della salvezza universale, che poi invece è anche ribadita nella scenografia virtuale che dà vita al mare di Giona, quindi al mosaico di Giona che è visibile nella aula
attualmente officiata, ecco, in quella che anticamente era il presbiterio. Per quanto riguarda quest'ultima sezione abbiamo fatto ricorso anche a opere che usano media espressivi diversi, quindi questo arcobaleno che è fatto da tessuti colorati, che è opera di Jacopo Rumignani, artista lignanese. Abbiamo la sezione in cui abbiamo esposto alcuni mosaici, riproduzioni fedeli di alcuni tratti del pavimento della Teodoriana Nord che ci sono stati messi a disposizione dalla Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, cui va il nostro ringraziamento. Il contributo virtuale con l'animazione, la scenografia virtuale, opera dei Quattro Dodo di San Giorgio di Nogaro, che è stata possibile, la cui realizzazione è stata possibile grazie al contributo della Fondazione Basilica di Aquileia, che ci ha concesso un'immagine ad alta definizione del mosaico di Giona, senza il quale non sarebbe stato possibile appunto l'intervento virtuale. Le opere di sabbia, le squatte, le sculture sono state frutto di un lungo lavoro progettuale curato oltre che da me anche dal maestro Mario Ritadello e da Ornella Scrivante, che hanno realizzato la gran parte appunto delle opere scultoree quest'anno. Ringraziamento va chiaramente al Comune di Lignano Sabbiadoro che ci ha fortemente supportati e affiancati, e alla Lisa Gest, quindi a Lignano Sabbiadoro Gestioni, che ci ha anch'essa supportato fortemente grazie all'innesto fondamentale delle loro maestranze, che ci hanno sempre aiutato in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza, a tutte le associazioni di volontariato che dedicano il loro tempo per tenere aperta e per fare vigilanza, quest'anno in maniera particolare perché l'afflusso delle persone è davvero notevole, e io spero di avere davvero ringraziato tutti. Se qualcuno mi dimentico è proprio perché mi dimentico. E allora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, a voi la linea torna tra poco. Di nuovo insieme con voi la linea, ripartiamo da Udine, dove l'anno scorso c'è stato un piccolo ritorno alla normalità per i grandi eventi della città dopo i 2 anni segnati dalla pandemia. Sono numeri in crescita, quelli fatti registrare nel 2022, con il ritorno di Friuli Doc in grande stile e il record di pubblico alla mostra di Casa Cavazzini, e per il 2023 si punta a migliorare ancora. Quest'anno siamo molto orgogliosi di essere riusciti, nonostante le difficoltà ancora legate un po' all'emergenza Covid, alla guerra, comunque a organizzare veramente una serie innumerevoli di eventi in collaborazione con l'assessorato alla cultura, allo sport, e ricordo solo i più grandi eventi, che sono da Udine sotto le stelle, che è nato sotto la pandemia, che vede la chiusura delle vie, dei borghi del centro storico della città, e quindi un'opportunità per gli operatori ma anche per i tanti cittadini di ammirare nello splendore della città di Udine, sorseggiando bicchieri di vino, piuttosto che Friuli Doc nel nuovo format, che vede protagonisti anche le osterie e i ristoranti della città accanto alle Pro Loco, e poi a Improsit, che è diventato un evento eccezionale, che purtroppo ha avuto uno stop 2 anni fa legato al Covid, che però quest'anno è tornato veramente in auge, nel senso che potendo arrivare i chef stellati da tutto il mondo, quest'anno abbiamo avuto una presenza autorevole, 71 chef stellati, ed è, ritengo, il più grande evento a livello mondiale per quanto riguarda le performance che si possono avere in un evento di questo tipo qua, e ha portato alla ribalta la città di Udine e Friuli in tutto il mondo. E poi non possiamo dimenticare la grande mostra di Casa Cavazzini, che è un po' il fiore all'occhiello della nostra amministrazione, perché raggiungere quasi 60.000 presenze nella prima edizione, e soprattutto il progetto che noi guardiamo avanti grazie a Don Geretti per l'edizione 2023, che partirà nel febbraio del prossimo anno, e con un titolo e quindi con un filo conduttore diverso insieme, ma che senz'altro vedrà protagonisti i più grandi, i più prestigiosi musei al mondo, e opere da fine 800 a metà 900, una sessantina di opere, quindi porterà anche questa la città di Udine in un contesto internazionale di visibilità e soprattutto anche di flussi turistici, per dare anche un po' di sollievo alle attività economiche.
Ha debuttato a Capodanno la nuova produzione di Anatema Teatro con il suo ultimo lavoro intitolato Come Thelma e Louise, è andato in scena al Teatro della Corte di Osoppo. Vediamolo. Per Anatema Teatro, la giovane compagnia teatrale fondata nel 2007 a Udine, dopo la sarabanda di mimica, musica e teatro del comico, cabarettista e trasformista veneziano Ennio Marchetto, con cui si è aperta in prima regionale la nuova stagione spettacoli, il Teatro della Corte di Osoppo ha riospitato in vista del nuovo anno il debutto in prima nazionale di Come Thelma e Louise, ultimo lavoro di propria produzione presentato quale tradizionale appuntamento del Capodanno a teatro. Non poteva terminare l'anno senza che riproponessimo un appuntamento che festeggia la 13ª edizione di uno dei momenti più richiesti e seguiti dal pubblico, arrivato ad Osoppo anche da fuori regione, spiega Luca Ferri, attore, regista e direttore artistico della compagnia. E con la serata di San Silvestro, che secondo tradizione vuole accompagnare il pubblico fino alla mezzanotte, abbiamo presentato una pièce che per i sentimenti profondi che scandaglia rappresenta una metafora anche nel periodo che stiamo vivendo, sospesi fra ricordi di un passato segnato dalla pandemia e la speranza per un futuro migliore. Come Thelma e Louise, titolo di commedia poetica e divertente interpretata dallo stesso Luca Ferri con Claudio Del Toro, racconta la storia di due vecchie amiche che decidono di vivere una nuova avventura nella terza età della loro vita. Un faro su un'isola dispersa rimane senza guardiano e le due protagoniste decidono così di rimettersi in gioco, mollando tutto al paese e trasferendosi su un eremo lontano. Un'avventura che le mette a dura prova, costringendole a riflettere sulla vita passata, sulla giovinezza, sugli amori, sull'amicizia e perché no anche sul futuro, sognando il viaggio successivo alla conquista dell'America, proprio come Thelma e Louise del celebre film del regista Ridley Scott del 1991. Parliamo ora di sport. Oggi riparte il campionato di Serie A dopo la sosta per il Mondiale in Qatar. Questa sera l'Udinese giocherà in casa contro l'Empoli, fischio d'inizio alle 20:45. Mister Sottil, che oggi compie 49 anni, si aspetta una nuova ripartenza della squadra e magari un regalo. Sentiamo le sue parole nel pre-gara. Abbiamo svolto il lavoro con grande serenità, con grande intensità. La squadra, il gruppo ha lavorato molto bene, con grande concentrazione e nello stesso tempo con il giusto contributo mentale, nel senso che di non essere troppo carichi e neanche troppo rilassati, quindi nel solito giusto mix che mi piace, col quale mi piace lavorare. E abbiamo recuperato tutta quanta la rosa, questa è la cosa più importante e quindi ci avviciniamo all'inizio di un nuovo campionato, perché così sarà per me, secondo me in una buona forma fisica e sicuramente con un gran lavoro di perfezionamento e di miglioramento tecnico-tattico. Non interessa che il mio compleanno, quello che sarà interessante è vedere come la squadra approccerà dopo questa lunga sosta e come le squadre approcceranno dopo questa lunga sosta, dove, come ho detto in altre occasioni, è stata una novità per tutti gli staff, per tutti gli allenatori e anche per i stessi calciatori. Quindi non è stato semplice, immagino per tutti, gestire l'aspetto mentale, l'aspetto fisico, ripeto, con questi tanti giorni davanti, però penso che a livello di staff abbiamo svolto un ottimo programma, dove, come dicevo prima, abbiamo approfittato per migliorare tutti i singoli, migliorare i reparti, migliorare il collettivo. Spero e mi auguro domani di vedere questi miglioramenti. È stato utile per intensificare anche dei lavori video, dei lavori individuali e soprattutto anche per recuperare gli infortunati. E quindi da parte mia c'è curiosità di vedere come la squadra approccerà domani a questa partita. Quello che mi auguro in questo anno è innanzitutto, lo auguro a me, lo auguro a tutti, di stare bene, di avere salute e che questa è la cosa più importante, serenità e vivere la vita giorno per giorno felicemente. E a livello professionale mi auguro di vincere tante partite,
perché quello che ci interessa è essere competitivi e giocarci partita dopo partita, come sempre abbiamo fatto, da vincenti, e quindi domani inizia secondo me un nuovo campionato e bisogna essere subito competitivi. Voglio precisare una cosa, che quello che è stato fatto prima non dobbiamo più nominarlo, non dobbiamo più ricordarlo, non dobbiamo più citarlo, perché fa parte del passato e il passato non ci interessa più per continuare ad essere protagonisti del nuovo campionato. Quindi se diciamo nuovo campionato dobbiamo vivere il presente e basta. Quindi questo ci serve per essere affamati nel presente, continuare a essere affamati nel presente e competitivi. Per quanto riguarda Deulofeu, ecco, lì forse è l'unico giocatore ancora da valutare bene, per il resto sono tutti disponibili. Beto e Success, l'ho detto tante volte, sono una coppia che si compensa magnificamente a livello tecnico-tattico, perché sono due attaccanti che vivono bene la simbiosi. Isaac è più un giocatore a piede, più un giocatore, diciamo, regista avanzato, dotato anche comunque di una buona profondità, di una buona corsa di profondità, però è chiaro che la sua caratteristica migliore è quella di innescare le sponde, con svariati assist incredibili e farci salire bene. E Beto è il classico attaccante di area di rigore, di attacco della profondità, quindi una coppia che ho visto crescere in questo periodo veramente tanto. Hanno fatto bene, hanno fatto dei gol, che è la cosa più importante. Poi alla fine il calcio si racchiude e finisce col buttare la palla dentro la porta, quindi è lì che poi la squadra è efficace e le punte sono efficaci, quindi loro sono stati molto efficaci, mi stanno ascoltando, si stanno muovendo bene, quindi può essere sicuramente che iniziano la partita. Gli infortunati, l'ho detto, li abbiamo recuperati tutti, ecco, l'unico giocatore è un po' Deulofeu, da valutarlo ancora bene, perché si tratta comunque di un trauma distorsivo, quindi bisogna fare delle valutazioni attente, come abbiamo fatto con tutti. Quando dicevo che lo staff ha lavorato, staff intendo staff tecnico, staff sanitario, fisioterapico, quindi tutti i dipartimenti abbiamo lavorato come sempre a stretto regime, a stretto contatto, quindi abbiamo recuperati praticamente tutti, stanno abbastanza bene. È chiaro che devono mettere minuti veri nelle gambe, l'abbiamo fatto nelle amichevoli, anche se non a regime completo, ma direi che a oggi arrivano tutti in buone condizioni. Tolgay Aslan è un giocatore che ha dimostrato anche lui in questo periodo di essere pimpante, di essere bello reattivo, l'ha dimostrato nel campo, quindi bene così, perché dico sempre che più c'è sana competitività, no? Tra di loro, più la qualità e l'intensità degli allenamenti è sempre più alta, quindi anche Tolgay è un giocatore che sta molto bene. Vi ricordo che questa sera Telefriuli seguirà la partita dell'Udinese, appuntamento a partire dalle 20:15 con Poltronissima. A voi la linea termina qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata su Telefriuli.